Cordiale saluto a tutte le concittadine e i concittadini del Friuli storico, in particolare in questa giornata del 3 aprile, festa della patria del Friuli, dello Stato friulano medievale. E in questa occasione è chiaro che Fogolar Politico Europa Aquileiensis e insomma il Fogolar Civic, il movimento civista ultra trentennale, insomma, sorto e sviluppatosi a Udine in questi appunto 30 anni, non può non prendere posizione, non può non dire la sua. E quindi io personalmente, insomma, ricordo per esempio nel 2021, durante la cosiddetta pandemia Covid, in un momento quindi in cui si respirava profondamente la precarietà umana, ecco, di aver scritto un messaggio ai friulani in qualità di leader del civismo fogolarista in occasione della festa del Friuli, e si trattava di un messaggio aggrappato alle speranze che il male avanzante, ecco, insomma, soccombesse di fronte al bene vincitore, insomma, queste immagini importanti che attraversano i millenni della civiltà. In quel messaggio c'era speranza, c'era moto d'orgoglio, c'era fiducia, irriducibile fiducia nel prossimo. Questo 3 aprile di oggi, 2023, ecco, non intendo celebrare miti e tantomeno la nuda realtà di un Friuli che non è contenuto e non è contenitore di affiatamento, di umanità. Speravo personalmente in un Friuli come scusa per tutto questo, quando da ragazzo iniziai a battermi in prima linea nella società e non era facile a favore di un'identità, di una dignità del Friuli, della friulanità. Identità e dignità che non ho visto concretizzarsi, realizzarsi al di là della retorica, della chiacchiera, del distintivo, della bandiera, insomma, paraventi anche spesso di ipocrisia e di inconsistenza, pur nella loro importanza. Si tratta di che cosa? Di che Friuli stiamo parlando? Che Friuli vogliamo festeggiare? Insomma, questi Friuli ricercati alle volte nella celebrazione di un passato rustico, di un mondo contadino che umanamente, col senno di poi, diciamolo pure, non era affatto fior di virtù, ecco, e sopravvive poi nel pettegolezzo paesano, cattivo, invidioso, infame, ecco, insomma, non è un Friuli, credo, da celebrare. E cosa c'è da festeggiare se ci pensiamo così, nel ricordo di uno Stato friulano che è andato in frantumi innanzitutto perché incapace di vera coesione, perché preda di interessi di parte, di fazione, di peculiarità poste l'una contro l'altra. Ecco, cosa vogliamo festeggiare? Più che festeggiare c'è da ragionare per evitare che il futuro sia, in certi termini, come il passato. Non parlerò, come si sente e come era mio costume, soprattutto in queste occasioni. Non parlerò nemmeno in friulano in questo 3 aprile, lingua che ho difeso e promosso sin da giovane, sfidando l'ilarità e la censura della nostra società innanzitutto, soprattutto l'ilarità e la censura di tanti parvenuti, tanti contadini svistus di fieste, per i quali il friulano è ricordo di un tempo in cui non avevano la ricchezza e non avevano la boria di oggi. Ecco. Ma se voglio
dissociare, ecco, diciamo, mi voglio dissociare, è un modo per dissociarmi, simbolico, quello di utilizzare in questo caso la lingua italiana e non la lingua propria, regionale, nazionale, friulana. Ecco, è un po' per dare uno schiaffo, per smuovere le coscienze, per quanto possibile, assolutamente. No, è un messaggio negativo allora questo mio di oggi? No, è una presa d'atto, vuole essere una presa d'atto, un invito ad una presa d'atto, ad un esame di coscienza. Un esame di coscienza da fare tutti insieme, senza la speranza di uscirne indenni. Solo da queste ceneri, come come la fenice, si può rinascere da una nuova speranza, ad una nuova intenzione, quantomeno ad una nuova intenzione. Un augurio quindi di resurrezione, siamo vicini alla Pasqua, di una rifondazione per il nostro popolo friulano, per un popolo friulano che sia votato al meglio, non votato al comodo, all'interesse personale, all'invidia, alla derisione del prossimo, all'esclusione, alla divisione, insomma basta, basta soprattutto con la chiacchiera dei friulani brava gente. Diventiamolo davvero, diventiamolo davvero, diventiamolo davvero, diventiamolo ogni giorno e verso il nostro prossimo e verso noi stessi. Diventiamolo davvero. Insomma, una predica, si dirà, cos'è questa predica? Questa predica laica, chi crede di essere Travain gran patriarca, no? Ecco, no, insomma, ecco, no, non voglio essere gran patriarca, però una predica così, insomma, diciamo pure che in queste occasioni soprattutto manca. E allora facciamola, facciamola funzionare se può funzionare una predica del genere. Di fronte all'autocelebrazione, ecco, proponiamo questa forma, anche se vogliamo, non dico di autocelebrazione, ma di riflessione che porta alle ragioni poi di un'autocelebrazione. Non diciamo che questo Friuli è vivo, non diciamo che questo Friuli è bello, non diciamo che questo nostro popolo è un bel popolo, facciamolo essere, facciamolo essere, facciamolo vivere questo Friuli, facciamolo fiorire, facciamolo spazio per costruire un piccolo mondo migliore possibile, possibile, possibile. Sogni. Vabbè, ma un popolo che non ha sogni, un popolo che senza sogni, che senza utopie anche da realizzare a metà, che popolo è? È un popolo morto, è un popolo morto. Viva il Friuli!